E dunque una gara davvero interessante, quella della prima serie assoluta dei 200 stile libero, il confronto fra atleti di diverse età, un po' tutti classe 95-96, ad eccezione di Tubertini, corsia 8, è il più giovane, classe 97. Dalla quinta corsia è Francesco Peron che si fa sotto insieme a Toniato al primo quarto di gara. Peron 25,90, poi Toniato 26,31, Casarin 26,51. Francesco Peron alla Coppa Komen 2012 con la nazionale giovanile, oro nella 4x200 e poi bronzo nelle sue due gare 200 stile libero e 400 stile libero, gare in cui è stato anche medagliato ai campionati giovanili. Peron a Riccione aveva nuotato nei 200 stile libero 1,51,17. Intanto 53,51 Peron, Casarin in seconda posizione 54,49 e poi Marin 55,12, scivola in quarta posizione Mauro Toniato, abbiamo detto di qualità da velocista puro, esplosivo, un po' meno resistente alla velocità. Peron davanti, Casarin che insegue, attenzione a Casarin che ieri si è preso la vittoria dei 400 stile libero, autore di un bel finale di gara, un secondo esatto fra i due, Peron-Casarin con Marin in terza posizione. C'è l'attacco di Casarin a Peron, Davide Casarin che in carriera è stato argento nei 400 stile libero ai giovanili e bronzo ai categoria nei 200 stile. Nulla può, perché il padrone assoluto dei 200 stile libero si chiama Francesco Peron. 1,51,03 per lui davanti all'1,51,41 di Davide Casarin, poi Alberto Marin 1,52,44. Gara imperiosa che lo vede trionfare con il nuovo primato del meeting, Francesco Peron, Team Veneto.